Buongiorno a tutti e oggi parliamo di una nuova parola che è kallos, quindi la bellezza. Lasciatemi partire da una cosa molto semplice, non da una definizione, neanche da un mito, ma da una parola greca. Quando è stata l'ultima volta che qualcosa di bello vi ha veramente fermati, no? Quando qualcosa vi ha colpiti, non che vi abbia semplicemente interessato, ma qualcosa che vi abbia proprio fatto tacere, che vi abbia fatto dire aspetta. Ecco, i greci chiamavano questo momento kallos, che non è la bellezza che scorre via, è la bellezza che trattiene, cioè quella che ti costringe a guardare più a lungo del previsto. Nel greco antico, kalos, con una lambda sola, non significa soltanto bello in senso estetico, ma significa nobile, degno, giusto. Quindi una cosa è bella quando merita di essere vista, quando non è intercambiabile, quando chiede rispetto. Ecco, già questo dovrebbe farci sobbalzare, cioè per i greci la bellezza non è una categoria decorativa, non è qualcosa di decorativo, ma è una categoria etica e non a caso ciò che è bello è ciò che si offre allo sguardo senza violenza. Il kallos, la bellezza, non assale, non urla, non si impone, ma si lascia vedere. E proprio per questo mette in movimento qualcosa di profondo. Non solo gli occhi, ma il thumos, cioè la parte emotiva e coraggiosa dell'anima. La bellezza chiaramente non è neanche mai neutra, ma orienta. Per questo i greci ne avevano paura. Pensiamo a Elena. Omero non la descrive come una donna affascinante, cioè la sua bellezza è terribile, è così potente da scatenare una guerra che durerà 10 anni e distruggerà una civiltà. Il mito è chiarissimo, il bello non è innocente, non è un ornamento, ma è una forza che muove gli uomini più delle leggi. Pensate ad un altro mito, ad esempio quello di Narciso. Narciso non muore perché è bello, muore perché vede solo se stesso. La sua è una bellezza senza relazione, senza uscita e quindi senza altro. È il mito più spietatamente moderno forse che i greci ci abbiano lasciato. Una bellezza che non riconosce l'altro diventa sterile, autoreferenziale, quindi mortale. Platone prende questi miti e li porta dentro la filosofia. Nel Simposio, ad esempio, egli non definisce la bellezza, la racconta come una sorta di ferita. Dice: quando vede la bellezza, l'anima mette le ali. Quindi la bellezza non tranquillizza, ma sconvolge, mostra qualcosa che si supera, che ci supera. Non la possediamo, ma ne siamo proprio toccati. Quindi è il primo gradino di una scala che porta dal corpo all'anima e quindi dall'apparenza al bene. Però attenzione, perché Platone non disprezza il corpo, dice semplicemente che la bellezza sensibile è l'unica idea che si lascia vedere. È una luce più dolce della verità, non acceca, ma invita. Eppure anche qui c'è un rischio. Cioè, se ci fermiamo alla superficie, la bellezza diventa solamente un idolo, un'immagine. Se invece la attraversiamo, diventa educazione allo sguardo. Ecco, la tragedia greca radicalizza proprio questa intuizione filosofica. Nelle Troiane di Euripide, per esempio, la bellezza non è più una forma armonica, è la dignità nella rovina. Ecuba, la vecchia regina di Troia, non è bella perché è giovane, ma perché resta umana mentre tutto è disumano. Qui il bello non è perfezione, ma è resistenza morale. È la capacità di non cedere alla brutalità anche quando si è vinti. Ed è qui che la bellezza smette di essere un lusso, ma diventa necessaria. Rilke lo capisce con lucidità moderna quando scrive: il bello non è che l'inizio del terribile. Cioè, la bellezza non consola, ma espone. Dostoevskij dice che la bellezza salverà il mondo, però è una frase ambigua, forse anche inquietante. Non ogni bellezza salva, solo quella che ci costringe a vedere l'altro come un fine e non come un oggetto. Simone Weil lo dice con parole ancor più radicali: la bellezza è attenzione, è guardare senza possedere, senza consumare, senza usare. Ecco, in un mondo violento la bellezza è ciò che interrompe la violenza. Allora, perché parlarne oggi? Perché viviamo in un tempo che in parte ha svuotato la bellezza rendendola immagine.
quindi scorre, si consuma, si dimentica ed è ovunque, però non trattiene nessuno. I greci avrebbero detto che non è più kallos, cioè bellezza, ma doxa, un'apparenza che dura un istante. Vedere con il cuore quindi non significa essere sentimentali, ma significa imparare a fermarsi, a distinguere ciò che attira da ciò che vale, a riconoscere anche ciò che merita tempo. Quindi la bellezza per i greci non serviva a decorare la vita, serviva a renderla abitabile. E forse oggi, in mezzo al rumore, alla confusione del mondo che scorre, la vera rivoluzione non è produrre nuove immagini, ma recuperare uno sguardo capace di rispetto, uno sguardo che non divori, uno sguardo che non passi oltre subito, perché il bello non è ciò che brilla di più, ma è ciò che ci rende più umani mentre lo guardiamo. E quindi imparare a vedere con il cuore in fondo è proprio questo, non consumare il mondo ma riconoscerlo. Grazie mille e alla prossima!